Radio Rai, sede regionale per la Sicilia. TGR, giornale radio della Sicilia. Stop al vaccino AstraZeneca, 115.000 siciliani che hanno ricevuto una dose del farmaco sospeso. Covid, ieri 523 nuovi casi. Vanno avanti le inchieste sulle morti sospette, forse legate alle vaccinazioni, vertice tra procure, al lavoro gli ispettori del Ministero della Salute. Parla al nostro microfono la moglie di Stefano Paternò, il militare morto poche ore dopo essersi vaccinato con una dose di AstraZeneca. Da oggi Caltanissetta in zona rossa, preoccupa la presenza della variante inglese, stesso provvedimento a Palma di Montechiaro, Caltavuturo e Scicli. Oltre 5 ore per arrivare in treno da Catania a Gela. 10 anni fa il crollo di un ponte ha interrotto la tratta più breve. Pallanuoto, rinviata la fase finale di Coppa Italia in programma giovedì e venerdì a Palermo. Positivo un atleta bresciano. Nel campionato di Serie A1 sconfitte per Telimar Palermo e Ortigia Siracusa. Buongiorno e bentornati all'ascolto della prima edizione del giornale radio della TGR Sicilia. In studio Elena Sorce e Domenico Cangemi che vi parla con l'assistenza tecnica di Nino Zicchitella. Questi i titoli, ma c'è un'ultima ora. Sì, chiedevano il pizzo a imprenditori e artisti catanesi, 22 misure cautelari, 34 indagati e beni sequestrati per 5 milioni di euro. Il bilancio del Maxi Blitz antimafia della Guardia di Finanza di Catania, in corso dalle prime ore di questa mattina, contestate oltre alle estorsioni, corruzione di pubblici ufficiali e trasferimento fraudolento di valori. Il sequestro riguarda quote sociali e patrimoni di 3 società attive nel settore dei bar e della ristorazione, con sede nel capoluogo etneo. Anche in Italia, come in altri paesi europei, dunque sono stati bloccati i vaccini della AstraZeneca. Secondo l'Agenzia del Farmaco si tratta di un provvedimento precauzionale temporaneo. In tilt il sistema di prenotazione delle vaccinazioni. Intanto, ieri in Sicilia poco più di 500 nuovi casi di Covid con 14 decessi e altri comuni siciliani diventano zone rosse. Sentiamo. Avrei dovuto farlo adesso, hanno bloccato tutto. Come un'altra ventina di persone, questa insegnante è stata rimandata a casa dal personale dell'ABA all'ex mercato ortofrutticolo di Catania. Dopo lo stop al vaccino AstraZeneca disposto dall'AIFA, non si sa ancora se e quando riprenderà la somministrazione né cosa succederà coi richiami. L'assessore regionale alla salute Razza precisa: sono oltre 115.000 i siciliani che hanno ricevuto una dose del vaccino anti-Covid sospeso in via precauzionale dall'Agenzia Italiana del Farmaco, mentre diverse procure indagano sui casi di morti sospette. La prima cosa che deve essere chiara anzitutto a loro che le evidenze scientifiche ad oggi indicano con chiarezza che il vaccino è un vaccino sicuro. Continua regolarmente la campagna vaccinale per over 80 e disabili gravissimi con Pfizer e Moderna. Nelle prossime ore il via libera alle prenotazioni anche per le 500.000 persone estremamente vulnerabili. Sul fronte dei contagi, nell'ultima settimana in Sicilia si registra un incremento del 28,1%, ma il rapporto tra test e casi riscontrati è tra i più bassi d'Italia. 523 i nuovi positivi in 24 ore, più della metà in provincia di Palermo, 14 i morti, in aumento i ricoveri. Intanto nella Sicilia in fascia arancione, alle 5 già disposte nei giorni scorsi si aggiungono altre 4 nuove zone rosse. Sono Caltanissetta, Palma di Montechiaro, Scicli e Caltavuturo. Roberta Marilli, TGR Sicilia. E proseguono le inchieste legate ad alcune morti sospette che potrebbero essere collegate alla somministrazione del vaccino AstraZeneca. Ieri una riunione fra alcune procure italiane, comprese quelle di Gela, Trapani, Siracusa e Messina, e sono ancora al lavoro in Sicilia gli ispettori inviati dal Ministero della Sanità. Sentiamo. L'inchiesta sulle ipotetiche controindicazioni del vaccino AstraZeneca su soggetti trombofilici era già stata aperta dalla Procura di Catania dopo le morti sospette e il grave caso dell'insegnante ricoverata nell'ospedale di Caltanissetta, per accertare sui singoli episodi anche l'incidenza di eventuali patologie pregresse. Organizzato una riunione di coordinamento con le procure italiane impegnate nelle varie indagini aperte per atto dovuto, tra queste Gela, Messina, Trapani e Siracusa. Condiviso dai magistrati un protocollo per consentire ai consulenti medici di incrociare i dati, da un lato i componenti del farmaco e dall'altro il quadro clinico dei soggetti coinvolti. Finora gli unici indagati figurano nel fascicolo della procura retusea sul decesso di Stefano Paternò, altrove si procede al momento contro ignoti. In Sicilia
Sicilia sono al lavoro gli ispettori inviati dal Ministero della Salute per appurare che siano state seguite tutte le procedure previste per la vaccinazione del sottufficiale della Marina. Oltre alla sede del 118 di Catania intervenuto in fase di richiesta di soccorso, il pool ha visitato la base di Augusta dove il militare era a distanza e il centro trasfusionale siracusano dove si conservano i vaccini. I funerali di Paternò saranno celebrati domani pomeriggio al Duomo di Catania. Antonello Carbone, TGR Sicilia. E abbiamo intervistato la moglie del militare Stefano Paternò di 43 anni e l'abbiamo sentito morto poche ore dopo essersi vaccinato con una dose di AstraZeneca. Il servizio. Intorno alle 10 mio marito fa il vaccino, torna a casa intorno alle 17, siamo andati a prendere mio figlio. Se per strada lui comincia a dirmi che ha dei brividi di freddo, misura la temperatura che è 39, gli consiglio mangia e ti prendi una tachipirina e poi è andata a letto. Ma subito dopo un'ora si rialza dicendo che ha misurato la temperatura che è 36,5 e che quindi non aveva più nessun sintomo. Aiuta mio figlio a fare un disegno, prende il cellulare e comincia a chattare con tutti i colleghi, a dire che stava bene, che non aveva avuto più nulla e andiamo a letto alle 11, 11:30. Mi veniva normale ogni tanto toccarlo per vedere se fosse caldo oppure no e non era caldo. Quindi durante la notte poi non gli è risalita la febbre. E all'improvviso vengo svegliata nella notte intorno alle 2 perché lui comincia a ballare nel letto. E l'ho chiamato tante volte, ho visto che però era incosciente, aveva gli occhi aperti però che guardavano nel nulla. Ho capito subito che c'era qualcosa che non andava. Quando è arrivato il 118 già suo marito non respirava? No, non respirava. L'ho capito subito io che già non respirava. 45 minuti di massaggio cardiaco. Sì, però poi mi hanno detto non c'è niente da fare, mi ha detto una morte spiegabile. Ero giovane, aveva una vita davanti, avevamo tanti sogni, tanti progetti, mio marito era una persona speciale. Antonella Gurrieri, TGR Sicilia. E voltiamo decisamente pagina. Anche Caltanissetta da oggi sarà zona rossa insieme ai comuni di Palma di Montechiaro, Caltavuturo e Scicli. Nel capoluogo nisseno sempre più presente la variante inglese. Sentiamo. 100 positivi al Covid in più nel giro di pochi giorni, fra cui anche casi della variante inglese, hanno fatto scattare la zona rossa fino al 30 marzo qui a Caltanissetta, dove nel reparto di rianimazione dell'ospedale Sant'Elia si è passati da 0 a 5 ricoverati con il coronavirus. Marcella Santino è a capo della direzione sanitaria dell'ASP. Negli ultimi giorni abbiamo avuto una curva di crescita molto repentina, con circa 30 casi al giorno. Così come previsto dalle nuove norme abbiamo superato il rapporto di 250 per 100.000 abitanti. L'altra cosa che ci ha allarmato che una crescita così repentina fosse dovuta a una variante, tant'è che abbiamo inviato i campioni a Palermo che ci hanno confermato l'esistenza della variante inglese. Al drive-in e via vai di persone in fila in auto per il tampone. Sono stata in isolamento obbligatorio perché ho contatto con un'intera famiglia affetta da Covid. Calogero Liotta, responsabile tamponi dell'area nord dell'ASP di Caltanissetta. C'è un numero più alto di tamponi rispetto ad esempio una settimana fa. Il sindaco Roberto Gambino, prima di chiedere la zona rossa, con un'ordinanza aveva già chiuso scuole e parchi. Abbiamo ricevuto la comunicazione dell'ASP con i dati che ci hanno fatto allarmare subito, per cui abbiamo dovuto prendere decisioni urgentissime, soprattutto per tutelare la salute pubblica in questo caso. Da Caltanissetta, Lucia Basso, TGR Sicilia. Sedie e tavolini impilati uno sull'altro, gazebi deserti, scene già viste in questa altalena di colori a cui si fa fatica a star dietro da mesi. Da ieri la Sicilia è in arancione nonostante i numeri restino da zona gialla. Rossi di rabbia invece i ristoratori, così chiudiamo per sempre, il grido d'allarme. FIPE Confcommercio Sicilia ha già annunciato una mobilitazione, ma ci sono anche iniziative personali come la protesta delle pentole dello chef stellato Natale Giunta. Questo non è il momento di polemizzare con altri livelli di governo, ha commentato l'assessore
assessore regionale alla salute Razza. Fino al 6 aprile, fatta eccezione per i 3 giorni di lockdown pasquale dal 3 al 5, bar e ristoranti resteranno aperti, ma solo per l'asporto e le consegne a domicilio. Ascoltiamo le voci di un imprenditore della ristorazione, di uno chef e di un gelataio. Lavoriamo molto con i ristoranti, essendo chiusi i ristoranti ne subiamo passivamente le conseguenze, purtroppo. Le persone non entrano, le persone sono spaventate, sono preoccupate, c'è molta crisi. Bisognerebbe avere un po' più di buonsenso nel tutelare le attività. Spostamenti consentiti nel comune tra le 5 e le 22, visite a parenti e amici una sola volta al giorno per 2 persone con minori sotto i 14 e disabili in affidamento al seguito, negozi aperti ma centri commerciali chiusi nel weekend. Ecco cosa pensano di questa nuova stretta alcuni cittadini. Io sto a casa, sono scesa proprio perché ho qualcosa da fare. Se è necessario faremo questo sacrificio. Confido nella responsabilità delle persone. La vera novità riguarda le seconde case, è possibile raggiungerle anche se in un'altra regione e in zona rossa, purché di proprietà o affittate prima del 14 gennaio. Nulla cambia invece per le scuole, didattica in presenza fino alla terza media e superiori in DAD tra il 50 e il 75%, salvo locali restrizioni. Trema la cronaca, un giovane di 18 anni è morto in un appartamento di Corso Tucori a Palermo, dove si trovava assieme a 4 coetanee. A causare la morte potrebbe essere stato un mix di alcol e droga, ipotesi che dovrà essere confermata dall'autopsia disposta dal PM. I sanitari del 118 sono intervenuti nel tentativo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. E il cadavere di una donna, Giovanna Allegra, 40 anni, è stato trovato in una pozza d'acqua nei pressi della linea ferrata Palermo-Agrigento tra Altavilla e Santa Flavia. Sono stati i passeggeri di un treno a lanciare l'allarme. La sua scomparsa era stata denunciata dalla madre lunedì ai carabinieri. Aveva raccontato ai militari che la figlia l'aveva chiamata e le aveva detto di trovarsi a Casteldaccia. Ora indaga la procura di Termini Imerese. Il Covid continua a colpire pesantemente vari settori anche dell'economia siciliana. È il caso degli agriturismo, costretti a restare fermi nonostante avessero affrontato spese per adeguare le loro strutture. Sentiamo. Noi abbiamo 33 alloggi, abbiamo quasi dovuto liberare il tutto, hanno tutti disdetto la prenotazione. Seconda Pasqua in rosso dell'era Covid, sfumati i turisti scandinavi e francesi pronti a trascorrere le vacanze primaverili. In questo agriturismo tra i giardini di aranci come negli altri 769 che esistono in Sicilia. Registrate perdite, secondo Terra Nostra di Coldiretti, che superano il 60% del fatturato. Alfio Di Giorgio, titolare di agriturismo. Abbiamo totalmente azzerato il nostro fatturato. La nostra azienda in questo periodo, negli altri anni, 2 anni fa, aveva quasi 50 dipendenti, tutti, ma la maggior parte a livello stagionale. La cassa integrazione a livello alle aziende agricole a tempo determinato non esiste, quindi non la possiamo neanche attivare. Banchetti saltati, pranzi domenicali pure, spese per adeguare le sale conviviali non più recuperate. Sentiamo ancora Di Giorgio. Ci hanno fatto adeguare, ma non hanno dato nessun contributo alla nostra azienda. Non solo, non l'abbiamo potuto ammortizzare le spese. Alfio tutto sommato è fortunato, da dicembre qui si allena la squadra nazionale di canoa. Una boccata d'ossigeno per non chiudere. Sentiamo un atleta. Per sfruttare il caldo siamo venuti qua in Sicilia, dove riusciamo proprio a sfruttare al massimo ogni minuto. Orfani delle voci dei piccoli scolari, anche gli animali della fattoria. Cancellate le visite didattiche e le gite. Letizia Vella, TGR Sicilia. Nel XXI secolo una storia che porta la Sicilia molto indietro nel tempo. Per percorrere in treno i pochi chilometri che separano Gela da Catania occorrono ben 5 ore. Sentiamo. Per andare a Gela, il prossimo treno quale sarebbe? Se partite ora alle 8.45 via Siracusa, arriva alle 2 però. 5 ore? Saliamo a bordo di un treno a Catania per l'unica combinazione possibile al mattino per raggiungere Gela. La tratta più veloce, cioè quella che passerebbe da Caltagirone, è chiusa dal 2011, così seguiremo tutta la costa sudorientale con un cambio a Siracusa. Dopo la prima ora su un normale regionale cambiamo treno e saliamo su un monovagone dall'area retro semivuoto. Qui trascorreremo 3 ore, 14 fermate, senza aria condizionata e con il rumore del motore che ci accompagnerà per tutto il viaggio. Incontriamo viaggiatori che fanno questa tratta anche tutte le settimane. Molto lento, a rilento, tutte queste ore. Io sono in viaggio da stamattina dalle 7:26 sono partita da Messina, arrivo alle 10 per arrivare alle 12:30 a Ragusa.
Pensi lei? La situazione è questa da quando 10 anni fa è stata chiusa la tratta Caltagirone-Gela per il crollo di un ponte ferroviario. Solo poche settimane fa è stato assegnato il bando per la progettazione e i lavori del nuovo ponte. Prima pietra si spera entro il 2021. Intanto, per andare a Gela in treno bisogna avere tempo e in particolare se si viaggia di mattina per percorrere 88 km in linea d'aria, in auto ci avremmo impiegato 1 ora e mezza, in treno ne sono servite più di 5. Eleonora Mastromarino, TGR Sicilia. I giudici del Tribunale del Riesame di Palermo hanno confermato l'ordinanza cautelare in carcere emessa nei confronti dell'avvocato Angela Porcello, fermata il 2 febbraio dal ROS nell'ambito di un'inchiesta antimafia. La professionista, adesso cancellata dall'Ordine degli Avvocati, avrebbe organizzato summit tra mafiosi nel suo studio articolando, assieme all'ex compagno Giancarlo Buggea, già in passato condannato per mafia, strategie e dinamiche di Cosa Nostra. Nemmeno la pandemia ha fermato le elezioni a Tremestieri Etneo dopo 3 rinvii per eleggere sindaco e consiglio comunale. Hanno votato circa la metà degli elettori, confermando il sindaco uscente Santirando. Sentiamo. Non potremo mai dimenticare queste elezioni amministrative con la mascherina, il distanziamento, l'igienizzante. Percorsi distinti di ingresso e uscita, entrata ai seggi consentita ad una persona per volta, obbligo di mascherina e utilizzo di gel disinfettante per le mani, prima e dopo le operazioni di voto. Così Tremestieri Etneo, dopo ben 3 rinvii, ha vissuto il suo Election Day in piena pandemia. Anziché magari accalcarti qua fuori, meglio venire all'ultimo proprio istante e essere ancora più tranquilli. Solo 8.509 votanti su 17.263. L'affluenza alle urne è stata del 49,29%, 16,48% in meno rispetto alle precedenti amministrative del 2015. Può avere anche una conseguenza pratica sul risultato. Sotto pandemia c'è chi viene a votare e c'è chi non viene. Fra i 3 candidati, Tremestieri Etneo ha confermato con una percentuale di oltre l'80% il sindaco uscente, il 45enne Santirando, appoggiato da 6 liste di centrodestra e centrosinistra. Abbracci fisici no, ma siamo contenti di questo abbraccio virtuale. Questo è un abbraccio dato in forma d'affetto, in forma di presenza, in forma di condivisione per quello che è stato un lavoro svolto da una squadra in questi 5 anni. Duilio Calarco, TGR Sicilia. Palermo illuminata di lilla per la giornata sui disturbi del comportamento alimentare. Sono la seconda causa di morte tra i giovani e il fenomeno è in crescita. Mia figlia ha portato per troppo tempo avanti una dieta e a un certo punto ci siamo accorti che il peso non si riusciva più a fermarsi e ci siamo spaventati moltissimo. All'inizio non capivamo, poi abbiamo capito che c'era veramente qualcosa che la stava distruggendo, era diventata un'altra persona irriconoscibile. Una famiglia cade nel baratro e non sa a chi rivolgersi. E allora comincia a chiedere a destra e a sinistra e spesso e volentieri ha delle brutte informazioni. E ancora peggio, non fa altro che creare una situazione familiare sempre peggiore. Lo chiamano il secondo virus degli adolescenti e spesso, davanti a quel mal di cibo, che è un male di vivere, le famiglie sono lasciate sole. In Sicilia non esistono strutture residenziali specifiche per chi soffre di disturbi del comportamento alimentare. Un'associazione di genitori li chiede a gran voce perché guarire si può. Ci siamo trasferiti al nord per un anno, mia figlia è stata ricoverata in questa struttura del nord che è la più grande attualmente in Italia, è convenzionata con la regione Lombardia, con costi notevoli. Dobbiamo sensibilizzare le istituzioni perché devono creare ambulatori, punti di ascolto, gente che si intenda, a cui chiedere informazioni e da cui ricevere le giuste risposte. Le scuole chiuse, il distacco dagli amici. Nell'anno della pandemia i casi sono cresciuti del 30%, non solo ragazze, ma sempre più ragazzi e sempre più giovani. E l'interruzione delle terapie nel lockdown ha sospeso molti percorsi di cura. Lucia Sgueglia, TGR Sicilia. Lo sport. Eccoci allo sport, parliamo di pallanuoto. Giovedì e venerdì alla piscina olimpica di Palermo si sarebbero dovute disputare le fasi finali della Coppa Italia, ma la positività di un atleta della squadra bresciana ha portato al rinvio della competizione. Intanto nel campionato di A1 sconfitte le siciliane Telimar e Ortigia. Sentiamo. Dopo un pessimo fine settimana in campionato, sia Telimar che Ortigia preparano con tutta calma il prossimo turno. Le due squadre siciliane di pallanuoto avrebbero dovuto disputare giovedì e venerdì la fase finale della Coppa Italia,
che è stata però rinviata a causa della quarantena imposta a Brescia, una delle 4 partecipanti, per la positività di uno degli atleti. Sabato scorso nelle preliminary round scudetto di Serie 1 sono arrivate 2 sconfitte sia per il Telimar che per l'Ortigia nella seconda giornata degli spareggi per l'assegnazione del titolo di campione d'Italia. Gli Aretusei di Stefano Piccardo hanno subito la loro prima batosta in questa fase del campionato, superati 10-6 dalla Rari Nantes Savona, che ha dominato l'incontro fin dalle fasi iniziali. Nella classifica del proprio girone adesso Ortigia, Savona e Brescia sono a pari punti, con i lombardi che devono però recuperare una partita. Pesante il bilancio invece per il Telimar. La squadra di Gu Baldinetti si trovava però ad affrontare i campioni della Pro Recco, che hanno surclassato i palermitani con un nettissimo 15-5 alla piscina comunale di Palermo. Pro Recco ora guida la classifica del girone con 6 punti, segue il Telimar a 3, più distanti Trieste e Posillipo a quota 1. La corsa scudetto riprende la prossima settimana. Manlio Mezzatesta, TGR Sicilia. Parliamo ora di vela. New Zealand si porta una regata dalla vittoria della finale della Coppa America. Adesso il punteggio è di 6-3. Domani il primo match point, perché gara 10, che avrebbe potuto chiudere la competizione, è stata sospesa per un calo di vento. Secondo gli organizzatori non c'erano le condizioni per fare la regata e completarla entro 45 minuti. Sfida spettacolare invece in gara 9, testa a testa entusiasmante delle 2 imbarcazioni per 5 minuti, poi probabilmente per un calo di vento la barca italiana fino a quel momento in testa ha perso una manciata di secondi che ha concesso ai kiwi di passare in vantaggio e vincere. L'edicola, rassegna stampa. Eccoci all'appuntamento con la rassegna stampa. Iniziamo con il giornale di Sicilia. AstraZeneca arriva allo stop, il titolo di apertura. Anche l'Italia sospende per prudenza il vaccino. L'EMA rassicura ma annuncia verifiche e scelta comune a molti paesi europei dopo i casi di trombosi e morti sospette. Sulle varianti risulterebbero efficaci solo gli altri farmaci. Poi in basso, sequestro al porto, bici thailandesi pronte per diventare scooter. Ancora violenze sulla figlia della convivente, sconterà 10 anni, catturato alla stazione e portato al Pagliarelli di Palermo. Ancora all'interno delle pagine del giornale Sicilia, razza, vaccinare tutti entro l'estate, il piano regionale per la profilassi immunitaria non si ferma, da oggi sarà possibile prenotare il siero per le 500.000 persone estremamente vulnerabili. Inaugurato ad Agrigento, il 7° hub dell'isola è dotato di 45 postazioni. La Repubblica di Palermo, effetto AstraZeneca, saltano 16.000 vaccinazioni, prima le rinunce che in Sicilia sono state il doppio che altrove dopo le morti sospette, poi gli appuntamenti cancellati in seguito allo stop imposto all'azienda inglese. E ancora all'interno delle pagine della Repubblica, produrre dosi in Sicilia, sogno possibile dell'università, il centro ATAN dispone di 2 bioreattori, risorsa segnalata a Ministero e Farmindustria. La Sicilia di Catania, disastra AstraZeneca è il titolo della fotonotizia. Il centro pagina, dopo le morti sospette, le inchieste giudiziarie avviate, i lotti sequestrati, l'Italia sospende precauzionalmente l'utilizzazione del siero di Oxford, la stessa misura dell'AIFA adottata anche in Germania, Francia e Spagna. Rischia ora di saltare il piano di vaccinazione del governo. Poi al centro, razza, chiarezza ma senza psicosi, riserve e consegne di altri vaccini, AstraZeneca somministrato a 115.000 siciliani. Infine la Gazzetta del Sud di Messina, mezza Europa ferma AstraZeneca, l'EMA si riunirà giovedì, presso indicazioni per coloro ai quali è stata iniettata la prima dose. Il Covid, Italia, Germania, Francia, Spagna, Portogallo e Slovenia sospendono per precauzione la somministrazione dei vaccini. Poi al centro una fotonotizia, sconcerto in Sicilia, vuoto lab messinese. Ed è tutto per la rassegna stampa. Adesso le previsioni del tempo. Sulla Sicilia tempo instabile, le temperature risulteranno sostanzialmente stabili sia nei valori minimi che in quelli massimi, venti moderati, mari mossi o molto mossi. E prima di chiudere il nostro riepilogo delle notizie, abbiamo iniziato con l'ultima ora, chiedevano il pizzo a imprenditori artisti catanesi, 22 misure cautelari, 34 indagati e beni sequestrati per 5 milioni di euro, questo è il bilancio del Maxi Blitz antimafia della Guardia di Finanza di Catania in corso
corso delle prime ore di questa mattina. Anche nell'isola stop al vaccino AstraZeneca, 115.000 siciliani ne hanno ricevuto una dose, intanto continua la campagna vaccinale con Pfizer e Moderna per over 80 disabili gravissimi, mentre al via nelle prossime ore anche le prenotazioni per le 500.000 persone fragili ed estremamente vulnerabili, ieri registrati 523 nuovi contagi e 14 vittime. E vanno avanti le inchieste sulle morti sospette, forse legate alla somministrazione del vaccino sospeso. Ieri vertice tra procure, al lavoro gli ispettori del Ministero della Salute. E ha parlato al nostro microfono la moglie di Stefano Paternò, il militare di stanza ad Augusta, morto poche ore dopo essersi vaccinato con una dose di AstraZeneca. Il racconto degli ultimi momenti: avevamo tanti progetti. Siamo stati poi a Caltanissetta, da oggi fino al 30 marzo in zona rossa, preoccupa la presenza della variante inglese, stesso provvedimento a Palma di Montechiaro, Caltaguturo e Scicli. E infine lo sport con la pallanuoto, rinviata alla fase finale di Coppa Italia in programma giovedì e venerdì a Palermo, positivo un atleta bresciano nel campionato di Serie A1, sconfitte per Telimar Palermo ed Ortigia Siracusa. Bene, è tutto per questa prima edizione del giornale radio, redatta e condotta in studio da Elena Sorce e Domenico Cangemi che vi parla, in redazione Mario Azzolini e l'assistenza tecnica in regia di Nino Zichitella, in redazione Mario Azzolini. Grazie per averci ascoltato. La prossima edizione del giornale radio alle 12:10. Grazie, buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Sicilia.